Nel club dei borghi più belli d'Italia entra anche Cividale del Friuli, un riconoscimento che premia bellezza architettonica e patrimonio storico senza trascurare le eccellenze enogastronomiche che la città ducale sa offrire. Oggi la consegna ufficiale del vessillo al sindaco Daniela Bernardi, un passaggio che apre le porte di Cividale ad un club che conta 375 gioielli di tutta Italia. Presente alla cerimonia anche l'assessore regionale Sergio Emidio Bini. È una bella giornata di festa per Cividale, la famiglia dei borghi d'Italia che si allarga. Insomma, è quanto mai sentita questa iniziativa, seguita questa iniziativa e soprattutto la squadra dei borghi più belli d'Italia del Friuli Venezia Giulia che si aggiunge di un'ulteriore perla. Vi faremo entrare nel tempietto longobardo che per 8 anni è rimasto un po' sguarnito di quelli che erano gli stalli lignei. L'anno scorso è stato un anno meraviglioso perché il nostro tempietto aveva portato alla luce queste statue, questi gessi, questi affreschi. Ora rimettiamo gli stalli.